In viaggio verso Baku in Azerbaigian, con la speranza di incassare un altro risultato, quello del riconoscimento delle colline del Prosecco patrimonio UNESCO, il presidente del Veneto Luca Zaia commenta la fumata grigia emersa dal Consiglio dei Ministri di mercoledì sera. Una riunione con 50 partecipanti, con tutti i ministri, i sottosegretari e i tecnici, in cui sarebbe stato raggiunto un accordo sulla parte economica dell'autonomia richiesta dal Veneto, con un'applicazione dei primi 5 anni dei costi storici per le regioni e solo successivamente il passaggio ai costi standard e alla geometria variabile. Punto che, a detta di Chinicchia, di fronte all'autonomia chiesta da Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, legge ministro per il Sud Barbara Lezzi, penalizzerebbe il meridione d'Italia. La discussione è stata rinviata al prossimo 8 luglio. Nodo spinoso resta l'assegnazione delle 23 materie richiesta in toto dal referendum del 22 ottobre 2017 dai veneti. Tra uno scalo e l'altro, in direzione appunto dell'Azerbaigian, la dichiarazione di Zaia nel giorno in cui in giunta è stata approvata l'abolizione del super ticket nazionale per chi ha un reddito inferiore a 29.000 euro all'anno. Noi siamo pronti per l'autonomia, siamo pronti per il progetto, abbiamo fatto i compiti per casa, nessuno ci può dire che il nostro progetto sia assolutamente incostituzionale e illegale. Chiediamo esattamente quello che la legge ci concede di chiedere, 23 materie. Ben venga questa riunione ovviamente in Consiglio dei Ministri, ben venga anche perché voglio ricordare che fino a qualche anno fa si diceva che l'autonomia era un'utopia. Adesso abbiamo un Presidente del Consiglio dei Ministri che avoca a sé la pratica e porta tutti i ministri a discutere. Le notizie che abbiamo è positivo l'approccio della norma finanziaria, che vuol dire compartecipazione sulle tasse, quindi pagare le nuove competenze con ovviamente la compartecipazione, e dall'altro però ci sono ancora dei problemi irrisolti. Io dico, la definirei un riscaldamento a bordo campo. Quando si fa il riscaldamento a bordo campo non si va subito in spogliatoio, prima si fa la partita. Quindi siamo pronti per la partita, spero che alla prossima riunione ci dia modo di chiudere questa fase, che è la fase nella quale il governo, il Consiglio dei Ministri, elabora la sua proposta da fare alle regioni. Poi la vedremo. Ovviamente io non firmerò, proprio per il rispetto che ho per i veneti, accordi a ribasso. Non esiste che 2.328.000 veneti siano andati a votare per trovarsi un accordo a ribasso, quindi ho ancora fiducia, come dico io, solo i pessimisti non fanno fortuna, attendiamo la proposta del governo e poi vedremo. Di certo è che noi chiediamo 23 materie e vogliamo un'autonomia vera, firmare autonomie finte non avrebbe nessun senso. Dall'altro voglio ricordare che in Italia su 20 regioni 5 hanno l'autonomia storicamente, delle altre 11 l'hanno già chiesta in virtù dell'azione del Veneto e 4 ancora non l'hanno chiesta, quindi direi che è pur vero che anche in Italia ormai tutte le regioni si muovono verso la modernità, l'autonomia che è responsabilità e che è anche la volontà di premiare quelli bravi e tirare magari le orecchie a chi non si comporta bene.